16:30 ci vediamo qua. Allora c'è un altro sketch adesso, la malata immaginaria. Il dottor Don Anselmo Tartaglia ha da poco inaugurato il suo nuovo studio medico, ma è ancora in attesa del primo cliente. Suo assistente è il fedele servitore Cucinella. Tuttavia i due ignorano che la moglie di questi combina per mettere alla prova la fedeltà del marito, sta per bussare alla porta sotto mentite spoglie fingendosi malata. E allora ecco questi tre campioni del teatro San Carlino che ci delizieranno con questo sketch. Non c'è che fa. Pulcinella! Pulcinella! Vieni sabato da me! Vieni subito da me! Non c'è sta niente da fare. Quando lo cerco non lo trovo mai. E intanto il gabinetto si è scartato. Il gabinetto si è inaugurato. E non si vede lo studente. Non si vede un cliente. E sono rimasti le orecchie appesi. Io non ho rimasto con parecchie spese ancora da fare. Pulcinella, mamma mia! Municipale di Arturo con una tutta fuori, vedo qualcuno qua fuori a salvare. Pulcella! Pulcella! Allora, il video non c'è di si può sì, ma va a vedere se ci sta qualcuno che si sta pensando a carriera malata fino a te. E quindi non può vedere. È rimasto da ricotto, no? È rimasto come un salato. Oh no, io faccio mangiare servizia, faccio da servizia, mi appassionato di fronte, e ci ha ascoltato il pasino, la terza e la quarta, ho detto la prima, la seconda, la terza e la quarta, ma è da felice voi, deve finire. Chi è? Allora, ci sta una moribondo vestita da cadavere che vuole parlare con te. Apri la porta e studio, Giovanni. Apri la porta del notto! Va bene, va. Procede, è che certamente. No, è capitano, io come. Oh, divertamente! Dalla si chiama di piedi. Aspetta, così ha sistemato per il festa. Sei alla signorina. Ma come ci vedi? Prima dare l'asilo tu. Senti il polso! Ti abbiamo il polso. Papà, che vivando? Fammi. Signora, se siete viva, ditemi che cosa avete, del male avete. Tu fa male, la sirena. Oh, male lontane! Capito? Non va, se vuoi dire. Come è passato? Si è passato. Dovete sapere che io sono stata 8 mesi a Monarchi. L'hanno cacciate. Poi dopo Monarchi. Ma mi ha attaccato a lei. E poi ho pensato. Quando sono scesa di dove sono andato? Ma senza la salute, poi sempre mandarmi in cura. Devo dirvi la verità. Che lì ho trovato un medico. Sì, mi ha detto, signora, voi dovete fare l'aria. Allora fui a Ma no, dovete cambiare aria. cambiare. Allora, ho pensato, quando vi una bella casetta, mi si pressa. Così la mattina la cosa messa. Io campo Però nulla è stato fatto.
ditemi 33. Ditemi 33. Ditemi 33. Respirate, dite Respira. Come faccio a respirare a dire 30 Voi respirate e io dico 33. No, quando mi detto pure tu, tu ci fa fa. Oh, baccalà! La tenere pure tu. Sono digiuno da ieri. Come c'è? Ti educazione. Ti educazione e ambiente. Signor monumento. Sta piazza d'Anda. Un momento che adesso io asciutto le spalle. Che porti mamma! Io le guido e dopo 2 anni mi sembra molto papà. Come c'è? E allora signore ne torna. E non lo so, non ce lo domando, fino che mi deve donna. Tu la signora non la ricorda. No, Dai, fammi ascoltare. Vieni acá. io respirate con la bocca di sopra. Respirate. Bocca di sopra. Respirate. Questa è una meraviglia. Va bene, ora dobbiamo ripetere. Bisogna ripetere. Signore, respira. Posso dire Con la bocca di sopra. Respira. Cambiamo corso, perché è il male di ma vado allora. Che è il male di E fa colazione con questo ricchio senza meglio. respira con la bocca di sopra. Respirate un'altra volta. Signore, sentite a me, io non riuscivo a andare. Io dico cosa fare. Io vi faccio una domanda. No, io vi faccio una domanda. Va bene? Mi dà me che sono il medico. Voi avete avuto l'abbambamento. L'abbambamento, avete avuto l'abbambamento. Guarda signore la mamma Ma perché faccio solo segni non parla? No, mamma mia! Ma da tanto parlo un guaglione con niente più. L'abbambamento. L'abbandamento c'è. L'abbandamento c'è. Ok. C'è sempre ora. Io già me la fumo normale. Non gliela faccio. Signore, guardate a me, però non state calma. Voi avete avuto, come dire, un mal di petto. Mal di petto, signore. Mal di petto. No, signore, no. No, quello che c'è rimasto. Un po' di mal di petto. Cioè, avete un po' di mal di petto. Mal di petto c'è. Il mal di petto c'è. C'è sempre ora. che intendo quelli Signore, guardate a me, io sono il medico. Ma avete mal di testa, la testa va male, la testa. Il mal di testa c'è. C'è sempre Signore, voi siete brave, cos'è? Ma l'hanno in un gabinetto. No. Guardatevi, io sono colombina, mi sono travestita da malata. Ma sapete perché? Per vedere che cosa faceva qua sopra il mio pulcinello. Invece ti sbagliato. perché ti sei vestita la camera Volta mi sono sbagliata per la seconda volta. Perché lui lavora onestamente. ma perché ti sei vestita la camera Non te lo posso dire, altrimenti tu mi riconoscevi.
devo perdonare. Perché? Vabbè. Non ce l'è. La perdono. No, una volta. Perdono una volta. Ti perdono, però ci dobbiamo prima far perdonare a noi da questo rispettabile pubblico. Perché per noi sono impazzati, per noi sono picchiate, tutti da piccolo nostro fino a scenare di sangue. E se contenti il pubblico, contendiamo il bambino. Questo è il concetto classico col quale Pulcinella ha commentato il pubblico al tempo di Pavella, mo' tempi settagnati, se la civiltà e progressa, ma in Settanopoli siamo bene lo stesso. Eppure il vostro Pulcinella si è accomiata, con cuore la lascia e lo fanno ambasciata. Io vi saluto con i miei amici e se ci applaudirete, noi ne saremo felici.